Amici all'ascolto, buon pomeriggio da Piazza di Siena. Dopo la Coppa delle Nazioni siglata dall'Olanda con l'Italia al terzo posto, dopo la spettacolare categoria di potenza vinta a pari merito da 5 binomi, l'edizione numero 72 del concorso ippico internazionale ufficiale romano dà il suo arrivederci, proponendo nella giornata di chiusura il Gran Premio Roma, la gara a titolo individuale più prestigiosa. Come avete visto dalle prime inquadrature offerte dall'Esterna 1 di Milano, guidate dal regista Umberto Orti, un grande acquazzone si è abbattuto su Roma e sta entrando in campo il primo dei binomi qualificati per disputare la seconda manche. In tutto sono 15, uno soltanto italiano, quello composto da Emilio Bicocchi e di Landru. Ma è una domenica molto intensa per chi segue il mondo dei cavalli. All'Ippodromo Romano delle Capannelle si disputa il derby di galoppo. Allora, prima di seguire l'epilogo di questa categoria, il Gran Premio Roma, trasferiamoci brevemente sulla Via Appia per vedere quale campioncino avrà il nastro azzurro attorno al collo. Possono partire le immagini assicurate dal regista Dario Barone.